relatori. Sì. Ma io penso che nella relazione abbiamo già detto quelli che sono i nostri dubbi e soprattutto l'articolo che proprio non riteniamo che debba rimanere all'interno di questa legge. Interverremo soprattutto e credo insomma all'interno dell'articolato e l'abbiamo fatto anche con emendamenti che abbiamo presentato. Io volevo solo replicare anche all'assessore Vitto che la scorsa volta insomma, aveva fatto intendere che da parte nostra non riconoscevamo la bontà di questa legge. Io non ho mai detto questa cosa, ho semplicemente detto che la proposta era in altre regioni è stata fatta in maniera diversa e più approfondita e con l'articolo sulle deroghe decisamente diverso rispetto a quello che troviamo all'interno di questo articolato. Qualcuno la scorsa volta parlava anche degli agricoltori che vivono giornalmente insomma, il Carso triestino. Mi è sembrato molto strano sentirli citare tra l'altro dalla maggioranza perché gli agricoltori non erano nemmeno stati chiamati in audizione, sono stati sentiti solo successivamente in un incontro fatto dalla maggioranza, tra l'altro nemmeno aperto alle opposizioni, almeno a noi nessuno ci ha detto di partecipare no? E quindi mi pare strano che poi vengano citati proprio da chi si è dimenticato di chiamarli in audizione. Questo penso che insomma, abbiamo già detto quelle che sono le nostre perplessità. L'articolo 17, come già detto, è un articolo che noi già dalla prima volta abbiamo definito assurdo e riteniamo, continuiamo a ribadire che è un articolo assurdo e insomma, abbiamo fatto degli emendamenti per toglierlo, ma tanto sappiamo già che non verrà tolto da questo articolato e quindi interverremo più tardi.